Terminata con il risultato di 5-1, Cus Palermo contro San Vito Lo Capo, siamo qui con Mister Isgro. Le chiedo subito un giudizio sulla partita. Ma è stata una partita giocata veramente bene dalla mia squadra, ma anche complimenti al San Vito perché è arrivato qui con un organico un po' ridotto, con un Fabrizio Allega che si è infortunato subito ai primi minuti, quindi per noi, essendo che anche a loro gli mancava qualche giocatore fondamentale, è venuto molto più semplice e la partita poi l'abbiamo messa noi in cassaforte. Oggi abbiamo visto nel primo tempo 2 gol da parte di Amici, doppietta appunto da parte sua, su pallina attiva. È un aspetto che avete attenzionato in settimana? Ma allora è un aspetto che io ci lavoro sempre, ma questa settimana, visto gli impegni di Coppa che abbiamo avuto martedì, ci siamo allenati, si può dire niente, soltanto giovedì, però sono delle palline attive dove io provo sempre, dove i ragazzi mi seguono sempre, quindi è come dico sempre a loro, perché una partita, a volte le partite si decidono su palline attive e noi siamo bravi a prepararle. Abbiamo sentito anche dalla tribuna dei numeri, quindi pensiamo fossero appunto degli schemi. Le rifaccio la stessa domanda delle palline attive. Avete attenzionato anche questo aspetto nell'ultimo periodo o diciamo fin dall'inizio della stagione avete messo a punto questi schemi? No, queste cose si devono preparare molto prima perché non è semplice, perché sappiamo tutti che sì, è uno sport amatoriale, si può dire in C1, non è un professionismo, quindi qui ci alleniamo 3 volte alla settimana e io cerco sempre di fare delle palline attive, di dare dei numeri perché altrimenti non si fanno, quindi durante la settimana lavoriamo e diamo i numeri ai nostri schemi e cerchiamo di metterli in atto. Statisticamente appunto continua la striscia di vittorie, quindi prestazioni positive da parte del CUS. Come pensate di preparare la prossima gara in settimana e su quali aspetti appunto andate a lavorare soprattutto? Ma questa settimana mi sembra che la prossima giocheremo contro le Tiranes in casa di nuovo, quindi questa è una squadra di ragazzi giovani dove corrono, quindi ho bisogno di preparare una partita molto fisica, anche perché hanno 2 o 3 elementi buoni fisicamente. Dobbiamo integrare il nuovo acquisto Davide Cottone che ci darà anche lui una grande mano, anche se questa squadra già era forte del suo, quindi noi ogni partita dobbiamo affrontare per i 3 punti e poi quello che viene il campo darà il verdetto. Siamo qui con Marco Quinario. Ti chiedo subito un giudizio sulla partita in generale e in particolare sulla tua prestazione. No, è stata una partita che abbiamo subito cercato di dominare dal primo istante, ci siamo riusciti, l'abbiamo indirizzata bene, purtroppo un'ingenuità ci ha portato al gol del 3-1 a pochi istanti dalla fine del primo tempo, soltanto che poi siamo stati bravi nel secondo tempo a rimetterla subito in carreggiata, insomma. Per la mia prestazione devo dire che potevo fare meglio nell'episodio del gol, in cui non ho saltato l'uomo per veramente poco, però nel recupero palla appunto c'è stato l'episodio del rigore, però tutto sommato una buona partita anche la mia, dai, non mi posso lamentare. Esattamente, la penso come te, facendo appunto un'analisi della partita, il CUS fa sempre del possesso la sua arma migliore, poi abbiamo visto inaspettatamente, ma comunque succede quasi sempre questa cosa, cioè sembra un controsenso, ma un pressing alto anche quando si vince di 4 gol sopra. Sì, noi ci divertiamo appunto con la palla nei piedi, non vogliamo mai dare spazio all'avversario, qualunque esso sia. Appunto ci divertiamo di più così, avendo sempre la palla noi, ovviamente in fase di possesso, ed è importante appunto riconquistarla subito in fase di non possesso, quindi il nostro gioco è sempre puntato, come dice il mister, sempre in settimana sul pressing alto. Infatti in settimana facciamo molti esercizi del genere che ci aiutano a sviluppare di più questa pressione a uomo sempre più intensa, insomma. Precedentemente ho fatto anche la domanda al tuo mister Isgro e ho fatto appunto la seguente domanda dicendo, cioè dalla tribuna appunto abbiamo sentito dei numeri, sicuramente degli schemi che chiamavate, avete provato tantissimo in allenamento.
In ottica appunto di questi schemi, ti sei saputo integrare bene? Fanno a caso tuo o no? No, certo, perché soprattutto il mister in settimana ci lavora tanto, ci tiene veramente tanto e dobbiamo dire che a settimana facciamo una bella mezz'oretta sempre di ripasso, quindi anche se nonostante li abbiamo ben già impressi in mente, però è sempre importante ricordarli perché appunto come oggi è capitato su 2 occasioni l'abbiamo sbloccato appunto su palla inattiva, ma anche nelle scorse partite più di uno schema ci ha portato al gol. Quindi sono delle particolarità importanti in questo sport. In vista del prossimo turno, il CUS, come ha detto anche il mister precedentemente, gioca in casa. Come pensate di prepararla? Ma a prescindere da tutto, tu come pensi di poter aiutare la tua squadra non solo nella prossima partita, ma anche nelle future partite di campionato? Per quanto riguarda la prossima partita, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, cercare di imporre il nostro gioco e sappiamo benissimo che scendendo in campo con la mentalità giusta possiamo veramente puntare a vincere ogni partita di questo campionato, che è il nostro obiettivo appunto per inseguire l'Alcamo che è ancora a 5 punti di distanza, però puntiamo appunto intanto a non sbagliare più noi, poi speriamo appunto sempre in un passo falso degli avversari. Per quanto riguarda me, cerco ancora di allenarmi il più possibile, di ripagare la fiducia del mister che veramente per me vale molto. Niente, cercheremo di giocare ancora di più di squadra perché sappiamo di essere, vogliamo dimostrare ancora una volta di essere i migliori appunto del campionato.